Operata a marzo di cuore, deve sottoporsi a una visita di controllo, portando l'esito dell'holter cardiaco delle 24 ore, in base al quale i medici avrebbero deciso la terapia. Ma sentite un po' cosa accade alla nostra telespettatrice. Ho telefonato al centro unico prenotazioni a maggio, mi sembra il 15 maggio, non mi hanno dato una data, dicendo che mi avrebbero messo in lista e mi avrebbero chiamato. Io li ho pregati dicendo: guardate, però che io metà giugno ho la visita, devo farlo prima. Il medico ha scritto nelle note 25-30 giorni, sta di fatto che io non sono mai stata chiamata, sono ancora in attesa, tant'è che ho dovuto recarmi privatamente in una farmacia, farmi l'holter e pagarlo 50 euro, quando invece io per le patologie che ho sarei esente. La nostra telespettatrice si è rivolta a Rete Veneta perché non accetta ciò che sta succedendo in quello che era considerato un'eccellenza della sanità, il San Bassiano. È molto amareggiata. Penso ci sia una sorta di disorganizzazione, a mio avviso. Non riesco a farne una ragione, qualcosa che non funziona, ma non funziona ai vertici, ormai l'abbiamo capito tutti. Non possiamo dare la colpa, secondo me, all'operatore e all'infermiere. C'è qualcuno che deve, giusto, sovrintendere all'andamento di un ospedale, tra l'altro così grande anche, no? E si rivolge direttamente ai vertici della Regione Veneto. Ho chiesto dov'è il governatore del Veneto, Luca Zaia, perché credo, anzi io penso di essere abbastanza sicura, sia al corrente della situazione di Bassano e della dirigenza di Bassano. Saranno arrivate segnalazioni, com'è possibile che non prenda in mano questa situazione? Che non dia delle spiegazioni alla popolazione? Cioè, io quello non lo capisco. La Lanzari, anche lei, insomma, è un assessore regionale, ma inspiegabile da me, una grande delusione.